Arriva così la comunicazione che dopo 25 anni termina la mia esperienza come ministro di culto cattolico. Io non ho proprio nulla di cui vergognarmi. Affida ancora una volta alla sua pagina Facebook l'annuncio dell'arrivo della dispensa papale Luca Favarin, l'ex sacerdote padovano sospeso a divinis dalla diocesi di Padova nel dicembre dello scorso anno. Da oggi Luca Favarin abbandona il celibato ecclesiastico e torna allo stato laicale. Come ha sempre continuato a fare, la sua vita adesso sarà dedicata all'accoglienza per migranti e richiedenti asilo e alla cooperativa che gestisce il ristorante Equo Solidale Strada Facendo. Non rinnega la fede, ma per la Chiesa ha parole dure. Quello che tu fai non c'entra niente con noi, non c'entra niente con la Chiesa, mi è stato detto, concludendo con una dichiarazione a effetto: magari poi, chissà, un giorno avrò pure voglia di un figlio accanto ai tanti arrivati dal mare.